Raffaele Guti interpreta il passo dell'uomo superiore proveniente dall'opera di Nietzsche, Così parlò Zarathustra. Quando venni la prima volta tra gli uomini, commisi la stoltezza degli eremiti, la grande stoltezza, mi misi sul mercato. E quando parlai a tutti, non parlai a nessuno. E la sera i miei compagni erano funamboli e cadaveri, e io stesso ero quasi un cadavere. Ma il mattino seguente mi portò una nuova verità. Fu allora che imparai a dire: che mi importa del mercato della plebe, e del chiasso della plebe, e delle orecchie lunghe della plebe? E voi, uomini superiori, quando imparate da me, sul mercato nessuno crede agli uomini superiori. E se proprio volete parlare, sia così. Ma la plebe ammiccherà, noi siamo tutti uguali. O uomini superiori, così dice ammiccando la plebe, non ci sono uomini superiori, noi siamo tutti uguali, l'uomo è l'uomo, davanti a Dio siamo tutti uguali. Davanti a Dio, solo che questo Dio è morto. Davanti alla plebe invece non vogliamo essere uguali. O uomini superiori, andate via dal mercato. Davanti a Dio, solo che questo Dio è morto. O uomini superiori, questo Dio era il vostro più grande pericolo. Solo da che giace nella tomba, voi siete risorti. Solo ora verrà il grande meriggio, solo ora l'uomo superiore diventerà padrone. Avete capito questa parola, fratelli? Siete spaventati? Hanno i vostri cuori le vertigini? Si spalanca qui davanti a voi l'abisso? Spalanca qui davanti a voi le sue fauci il cane dell'inferno? Su via, animo, uomini superiori. Soltanto ora la montagna sta per partorire l'avvenire degli uomini. Dio è morto. Ora noi vogliamo che viva il superuomo. I più solleciti domandano oggi: come si conserva l'uomo? Invece Zarathustra, primo e unico, domanda: come si supera l'uomo? A me sta a cuore il superuomo. Per me egli è la prima e l'unica cosa, e non l'uomo. Non il prossimo, non il più povero, non il più sofferente, non il migliore. Fratelli miei, quello che io posso amare nell'uomo è che egli sia un passaggio e un tramonto, e anche in voi c'è molto che mi fa amare e sperare. Che voi abbiate disprezzato, uomini superiori, questo mi fa sperare, perché i grandi disprezzatori sono anche grandi veneratori. Che voi abbiate disperato in questo c'è molto da onorare, perché voi non avete imparato a rassegnarvi, non avete imparato le piccole accortezze. Oggi, cioè, i piccoli sono diventati padroni. Essi predicano tutti la rassegnazione e la modestia, e l'accortezza, e la diligenza, e il riguardo, e il lungo e così via delle piccole virtù. Ciò che è di natura femminea, ciò che proviene da schiatta servile, e specialmente il guazzabuglio plebeo. Ciò vuole ormai diventare il padrone dell'intestino umano. Oh schifo, schifo, schifo! Ciò domanda e non si stanca mai. Come si conserva l'uomo? Nel modo migliore, il più lungo possibile, nel modo più piacevole? Con ciò essi sono i padroni di oggi. Sgominatevi, fratelli, questi padroni di oggi, questa gente piccola, questi sono il più grande pericolo per il superuomo. Debellatevi, uomini superiori, le piccole virtù, le piccole accortezze, i riguardi di granelli di sabbia, il brulichio delle formiche, il benessere miserabile, la felicità del maggior numero, e disperate piuttosto che rassegnarvi. In verità, io vi amo per questo, uomini superiori, che oggi non sapete vivere. Così in vero voi vivete nel modo migliore. Avete coraggio, fratelli? Avete un cuore? Non il coraggio di avere dei testimoni, ma il coraggio dei solitari, il coraggio delle aquile, che neanche più un Dio sa guardare. Le anime fredde, le bestie da soma, i ciechi, gli ebri non sono per me coraggiosi. Ha cuore che conosce la paura ma la domina, chi guarda l'abisso ma con fierezza, chi guarda l'abisso ma con occhi d'aquila, chi adunghia l'abisso con le aquile di aquila, questi ha coraggio.